Abbiamo chiesto a Francesco Bacchis, illustre antropologo cagliaritano, ma soprattutto funambolico trombettista, di introdurre questo incontro di stamattina, l'incontro poetico del mattino. Francesco accompagna, entra dentro una creazione teatrale di danza contemporanea immaginata da Donatella Cabras e Jane Lansdale, che probabilmente sto sbagliando il cognome perché non li memorizzo, e che sarà alle 19:30 di nuovo stasera. Partono in piazza Aldomoro, fanno una piccola processione laica e arrivano alla biblioteca dove si terrà questo spettacolo di danza teatro molto bello, e si ripete per i 3 giorni del festival e in contemporanea a qualcos'altro. Abbiamo provato a farlo lo stesso, vediamo come viene, se vi piace. Se potete alle 19:30 siate lì puntuali in piazza Aldomoro per seguire il maestro Bacchis. Adesso ci accompagnerà all'inizio di questo appuntamento, che in maniera molto inappropriata terrò io, perché mi è stato chiesto e mi fa molto piacere farlo, anche se non sono un esperto di poesia e quindi dirò delle cose assolutamente inadatte alla profondità dell'autore che abbiamo qua e che vi presento subito. È un autore tempiese e si chiama Franco Fresi.
Grazie Francesco. Mi sembra, Franco, un modo importante di introdurre questo incontro, perché c'era in questo assolo come fosse entrato il vento e anche il rumore quasi di una littorina, no? Di un treno che avanza. Pensavo al luogo da cui vieni, cioè la Gallura, è la Gallura di Tempio, che Manlio Brigaglia nell'introduzione a uno dei libri continua a specificare: Franco Fresi è un uomo dello Stazzo. E io stamattina mi ha fatto un po' ridere rileggerlo e pensavo che noi sardi siamo assurdi, perché non basta dire che è gallurese, non basta dire che è di Tempio, perché questo non spiega ancora niente. No, è un uomo dello Stazzo, perché l'uomo dello Stazzo è diverso dall'uomo di Tempio, e questo secondo me fuori dalla Sardegna sembrerebbe un'infinita serie di precisazioni forse assurde, e invece sono necessarie per raccontare sempre il da dove veniamo. Addirittura nell'introduzione di Giulio Cossu dice così: paesaggio e anima galluresi espressi da uno che ha nel sangue e nel cuore l'afflato poetico dello Stazzo. Ecco, io questo dell'afflato poetico dello Stazzo non l'avrei mai creduto, al cui incanto di epoca primogenia non rinuncia, anche se ha conosciuto epoche di avvenire poetico come quello della grande poesia nazionale contemporanea, dai decadenti a Montale. Vogliamo cominciare dallo Stazzo, e cioè tu spieghi ai non galluresi, a chi non ha frequentato gli spazi straordinari della Gallura e quel paesaggio strano che è sardo, ma è sardo in un modo tutto suo, e che dice, se non sbaglio Brigaglia, una volta che lui stesso diceva andiamo in Sardegna, come quasi ci fosse una separazione tra la Gallura e il resto dell'isola. Mi hanno detto che non posso toccare, posso passarlo poco poco, il mio agio è incandescente. Così, no, eccolo così, ecco, perché sono piccolo. Allora, è un problema diffuso qua. Avevo visto anche Ricky Gianco che è arrivato ad ascoltarti, allora sono 2 giorni che si tratta basso Gianco. Io, a firma di quello che tu hai detto, come sono arrivato qua mi ha commosso una cosa, che questo meraviglioso musicista si chiamava Bacchis, e Bacchis si chiamava mio padre, che è vissuto soprattutto per questa meravigliosa uva. Non succede mai in nessuna parte del mondo, succede che ti presentino una cosa con questa meravigliosa uva che babbo, io adesso lui lo sapevo, ma non so se uva regina oppure perlona, e babbo ci è vissuto con questa cosa, coltivandola con altri urti, ecco, perché era venuto dalla guerra, sconfitto, ma voglio dire molto di nuovo riappacificato con la campagna, ecco, e questa cosa a me mi ha veramente entusiasmato, Purtroppo vorrei essere un po' commosso, ma di fronte a questo signore qua che io ammiro, questo è un mito, lo dico a voi, no, è un mito, è non un vostro mito, è un mito di tutti. Ecco, io ho parlato tante volte di lui, anzi, se mi permetti. No, non ti permetto, parliamo delle tue poesie. No. Diciamo la mitologia a quando saremo morti. Va bene. Però voglio dire, prima, sì, poi ti parlo dello Stazio, però siccome oggi c'è il vento, guarda, voglio leggere una cosa, che è questa, a in nome di Luento, in nome del vento, in nome del vento, affidiamo al vento le sue scelte, e vedo queste signore che il vento cerca di scarmigliare, e loro sono qua, in prima fila, beate lì, ecco, non li scarmiglia, il vento lo accoglie, ed è un insegnamento il vento, ci porta via, non ci fermiamo solo qui ci siamo già, voglio dire, abbiamo già messo una bella firma, un bel pontello, voglio dire, in Sardegna non bisognerebbe, cioè bisognerebbe anche andare un po' via, come sta facendo qui
l'amico Suriga e come voi state facendo qui. Allora, questa poesia del vento è, mi rivolgo a lui io, no? Con forza di marea mi ne pesi come aiba marina, strappendomi radici ha da troppo tempo liati a inutili ricrei. Più allunga, sempre più allunga, in viaggio, onda fa onda, alti paradisi di spiaggi, mandataggi ai non viruenti. Sempre pronto a tornare a partire, fermo, solo un momento, che possano attecchire i radici e ripronti tornare verde. Posso leggere anche la traduzione perché... Con forza di marea mi sollevi dal fango come alga, strappando le radici già da troppo tempo legate a inutili clemenze. Più lontano, sempre più lontano, in viaggio, onda per onda, in altri paradisi di arenili, ambasciatore in nome del vento, sempre pronto a ripartire il tempo che tornino gli stili a riverdire. Questo è il messaggio che io voglio dire, amo ripetere, no? In un paese come questo già si è fermata la grazia della poesia. Io poi alla fine vi farò una piccola sorpresa. Allora, lo Stazio. Lo Stazio in Gallura è un'azienda, piccola, grande che sia, che ha la casa al centro, il caseggiato al centro, voglio dire, i ricchi hanno la, voglio dire, sono padroni dello Stazio, poi l'affittano ad uno che diventa il mezzadro. Il nostro Stazio non era grande, però eravamo padroni dello Stazio. Ecco, mio padre, voglio dire, con noi che lavoravamo, aveva messo su un'aziendina meravigliosa che ai tempi della guerra è diventata anche rifugio di quelli che venivano anche dalla costa, ecco, vedevi i Matalinini, ecco, venivano lì ed erano accolti da noi, ecco, con molta amicizia fra gallurini. A un certo punto dico a Suriga che il mio sangue gallurese è proprio qua, cioè il sangue dell'uomo dello Stazio è quello che ha vissuto nello Stazio, che ha cercato, io miracolosamente, perché avevo uno zio a Roma che era un ufficiale di finanza ed era anche poeta, e non male, ecco, zio Clementino, zio Clemente, che io chiamavo Clem, già da quel momento pensavo di portar via un pochino della nostra sardità altrove, non tanto per diffonderla, ma per tanto che entrasse nel sangue della gente. Era questo il messaggio. E allora, interrompimi quando io parlo. No. Mi sembra di capire questo, che dire che sei soprattutto un bambino dello Stazio, un poeta dello Stazio, vuol dire di un microcosmo chiuso nella campagna, quindi anche immagino un microcosmo di solitudine, di silenzi, di letture separate dal mondo, con poi ovviamente il bisogno, la necessità, la voglia tua di andare altrove, di andare a Roma. Ho visto che molte delle poesie sono anche, diciamo, dedicate, ambientate, immaginate in questa città dove hai vissuto parte della tua vita. Dico bene? Mi chiedevo cosa cambia tra l'essere dello Stazio e l'essere di una qualunque altra campagna della Sardegna, e se veramente, adesso non voglio chiederti se esiste una galluresità, però se in qualche modo credi che questo abbia influito, questo essere della Gallura e non del Campidano e non della Barbaggia. Ho paura di dire che esiste una galluresità, altrimenti mi fischiano, perché siamo in terre lontane. Però davvero lì c'era. Basta che non dici che è l'unica sardità possibile. No, perché scusate che io rido sempre, però quando sto bene e quando mi vede bene, quando c'ho l'amico vicino, ecco. Quindi voglio dire,
il fatto che nello Stazio ci fosse questa grande cosa che potevamo fare a meno della giustizia, perché c'erano i cacciatori, grandi cacciatori, che andavano in giro da stazzo a stazzo, e se uno rubava una capra, uno col fucile così diceva: ascolta, io ti sto parlando del 600, e fino a questo è durato fino alla fine dell'800. Michi sto dicendo che hai burato una capra, torna a villa. Ecco, mica ti stanno dicendo che tu hai rubato, restituiscela. E questo cosa era? Cos'era? Era uno era un altro, voglio dire, del vicinato, ecco, che gli amici gli diceva: restituisci questa capra, insomma. Poi c'erano i ragionanti, quelli che, gli avvocati degli Stazi, meravigliosi. Io avevo mio nonno, che prima di prendere una cosa, non entravano in ansia, questo no, non avevano ansie, prima di entrare in una certa decisione, però consultava mio padre, consultava gli amici, diceva: come mai tale ha fatto questo? E bisogna fare danni, bisogna parlarne. Ne parlavano e tutto andava bene così. Allora, questa cosa a me, da bambino, ero un rompiscatole, perché quando cantavano i cantatori, no? Meravigliosi, quelli che avevano l'endecasillabo nella mente. Non è che se dico: noi siamo tutti chici riuniti, noi siamo tutti chici riuniti, con l'accento sulla sesta e sull'undicesima e sulla decima. Loro ce l'avevano in mente, diceva: noi siamo tutti chici riuniti. Da lì prendevano loro l'avvio per dire, raccontare mettendo, non lo so, era una specie di miracolo, no? Ecco, che riusciva. Io andavo sempre dietro mio padre aveva le mani enormi, dell'uomo di campagna, no? Mi portava e mi diceva: ascolta, ecco. E io da tutta questa cosa mi ero accorto che cosa bella che era la poesia. Però non riuscivo io a produrre niente in poesia, perché purtroppo andavo a Roma, andavo con mio zio che mi portava dappertutto, ecco, a vedere giustamente tutte le cose più belle, che adesso quando vado mi commuovo. Vado a mangiare da Giovanni che ci sono i figli dei figli, e che dice: ah, ma lei è il nipote di quell'uomo che aveva la testa così, perché mio zio aveva la testa così, in quanto così, a punta sopra, in quanto quando era nato la levatrice non gli aveva aggiustato come succede adesso, lo aggiustano il cranio, l'aveva tolto fuori e aveva tutte le tracce di dove era uscito. Scusa, no? Ed era questa testa penetrante che quando io tornavo nello Stazio dicevo: santo Dio, questo è un altro mondo. Ecco, però prendevo da quell'altro mondo una specie di fascino. Questo fascino me lo portavo e cercavo di equipararlo con quelle cose belle che c'erano nello Stazio, che a certi livelli le cose belle coincidevano e le brutte coincidevano lo stesso, perché in tutto il mondo il bello coincide col bello e il brutto, anche se uno sta zitto, coincide col brutto. Allora, ho finito di dire questa cosa. Lo Stazio è stato quello che poi, quando io sono riuscito a scrivere in gallurese, è stata una liberazione, perché non mi ha tolto di scrivere in italiano, me l'ha completato. Guarda, quando io scrivo, voglio dire, adesso se devo scrivere in italiano mi esce in italiano, se in gallurese mi esce in gallurese. Questa è una cosa molto importante che dice Brigaglia, che a un certo punto dice che molta della produzione in sardo che si legge, che viene pubblicata o presentata ai premi, e poi ne parliamo, è come se si notasse che è stata scritta in italiano, pensata in italiano e poi tradotta per un'ostentazione di sardismo, per
bisogno in questo momento di produzione magari finanziata o perché si sa che c'è un mercato di cose in sardo e quindi traducendo in sardo è più facile essere apprezzati, almeno in poesia. Mentre, dice lui, e mi sembra evidente, leggendoti, tu scrivi e pensi assolutamente in gallurese. Certo. Allora, però ti volevo dire, per esempio, adesso io non so se Genti si legge o Ienti questo? Ienti. Allora, ci provo, non ho mai letto un gallurese. Si torri quasi strano all'occhi tuoi e hai fatto qualche avanzamento, la Ienti di campagna si cummoi, ti facci festa e sono tutti contenti. Si pa il caso, s'avvidini da poi chi l'ha fatto culli tradimenti, nienti a Calesano di Cialbeddu, li face alzare un dito a Luca Peddu. Più o meno. Allora, però, grazie. Allora, tu traduci così. Era bellissimo perché dici, si torri quasi strano all'occhi tuoi. Io immagino che voglia dire quasi straniero, quasi forestiero, quasi alieno ai tuoi luoghi, no? Certo. Però tu traduci poi e si vede che hai tradotto e che l'hai pensato in gallurese. Se torni dopo anni ai luoghi dove sei nato, e qua c'è una perdita poetica enorme, no? Certo. Perché è quasi, cioè tra quasi strano a dopo anni è molto meglio in gallurese. È questo che mi ha fatto decidere. Di scrivere in gallurese. Di scrivo anche in italiano, bisogna dirlo, ma quando devo dire una cosa... La leggiamo in italiano, aspetta. Se torni dopo anni ai luoghi dove sei nato e in qualche modo hai progredito, la gente di campagna si commuove, cerca di farti onore e sei gradito a tutti. Ma se dopo avesse prove di qualche tuo successo non pulito, nessuno tra i normali di cervello si toglierebbe un dito di cappello. Vero? Erano crudeli. No, a lui, perché no, non so come fai tu, perché se io dovessi farlo lì non riuscirei a fare. Pure mia moglie è logudorese, quindi anche con qui c'è qualcosa, però io, Madonna, è molto difficile. Allora, il problema è questo qui. Quando io ho deciso di scrivere in gallurese ero già maturo. Poi ci sono stati dei passi, ecco. Posso dire quanto 5 minuti allora, i passi sono stati che a un certo punto io ho cominciato a vincere premi ed essere pubblicato. Ma non ero mai convinto, ecco, ero proprio nella situazione liminare, tra quella da quale parte mi devo dare. Avevo quest'ansia poetica dentro. Ecco, io devo dire quello che penso, in senso della poesia. Poi dirò come. Non eri sicuro tra l'italiano e il gallurese? Esattamente, non ero sicuro. Allora non riuscivo a prendere, quando cambiavo l'italiano, le poesie italiane in gallurese, era un dramma, perché me le rileggevo, santo Dio, ma non è quello che volevo dire. Questo, no? Allora, a me il problema grosso è stato quando io ho incontrato, mi potrei anche inceppare prima di dirlo, Franco Lui, leggendo delle mie poesie mi ha mandato una lettera e mi ha detto che erano belle, e alcune così e così e così. Santo Dio benedetto, a me mi si è scatenata dentro una tempesta. E allora, maestro, mi perdoni, però devo dirle questo, non so. E la ringrazio che è presente qui, come ringrazio tutti voi, e come ho ringraziato i musicisti, come ringrazio me. Ma non stiamo chiudendo, No, non stiamo chiudendo. No, ma però voglio dire, mettiamocelo dentro, perché chiudiamo nella maniera che sto dentro. Franco Lui ne scrive sul Sole 24 Ore a quel punto, giusto? Ecco, io manco volevo dirlo perché mi vergognavo. A un certo punto un giorno vedo che mi chiama... Tu sei andata in edicola a Tempio e trovo... hai preso il Sole 24 Ore e trovo che lui ha parlato della mia poesia. Allora ho detto, Franco Brese, attrinzati vuol dire legati bene là. Ecco, voglio dire, mettiti a lavorare. Ci siamo visti a Milano, purtroppo in occasione di un'operazione di mia moglie, no? La quale, voglio dire,
la quale operazione, dico, offriva anche degli spazi. Tra parentesi, io sono sposato da 47 anni, sono ancora molto innamorato di mia moglie. Allora, questa cosa qui, io però, vedendo che Barbarina, mia moglie, Barbarina stava bene, scappavo e ho provocato attraverso un altro amico un incontro con Franco Lui, il quale ci ha voglio dire, ricevuto con la sua meravigliosa signora. E mi ricordo che sta cosa bella che mi ha detto: finiscila, scrivi in questa tua lingua che è meravigliosa per la musicità. E ci eravamo messi a discutere sulla parola nuvola, che lui dice nivola, dice con la grazia che io adesso certamente non dirò a voi, perché se non lo conoscete voi, ecco, se non lo conosce tutto il mondo, vuol dire che Franco Lui non esiste. Ecco, io adesso farei un grosso applauso per lui. E un altro grosso per un certo Suliga, perché no, ascolta, aspetta bene. Sai perché? Non lo so, quando sono preoccupatissimo. Quando tu sei potremmo passare un'ora a fare applausi. Quando tu sei venuto là, no, beh, tanto vedi quando sentiamo. Torniamo alla tua poesia, dai, parliamo, visto che abbiamo tanti libri da leggere e da raccontare. Io ritorno a Brigaglia perché questa prefazione mi sembrava molto importante stamattina. E dice: del resto, tra poesia in italiano e poesia in dialetto, dice Brigaglia, non c'è per Fresi il salto che si può registrare in altre esperienze poetiche isolane, nelle quali può capitare quello che dicevo prima. Per esempio, che mentre la poesia italiana si nutre dei succhi della più grande e moderna poesia europea contemporanea, la poesia in dialetto, e qui lo scrivo fra virgolette perché il caso è più frequente nell'uso delle diverse varianti della lingua sarda, ripiega precipitosamente verso il villaggio, il focolare domestico, il cuile, cioè verso i valori chiusi e asfittici di una identità interpretata spesso soltanto in chiave di persistenza di un passato arcaico più che storicamente esistito, nostalgicamente e favolosamente reinventato. Allora, io ti direi, per esempio, io non ci credo che nello stazio gallurese per secoli, quando uno rubava una capra, arrivava al signore e diceva perché non la restituisci? E quello la restituiva e tutti vivevano felici e contenti. Non andava così. Quello non la restituiva, gli sparavano, quello lì restituiva la fucilata. Non è che la Sardegna fosse un Eden. Perché così tanto spesso nella poesia sarda invece sembra che prima che arrivasse la modernità noi fossimo felici nei nostri stazi ad amministrare la giustizia in maniera aperta, a vivere tutti felici, come se le donne avessero i loro diritti, gli omosessuali avessero i loro diritti, i diversi avessero i loro diritti e tutto fosse giusto e bello. Non è vero. Cioè, perché si crea questo mito del passato? Perché così tanto spesso, cioè perché Benvenuto Lobina è così poco frequente? Cioè quella roba lì di dire le case del mio paese piene di morti di fame, case che sembra che stiano per cadere. Cioè ti sto chiedendo, ma anche la denuncia politica, l'incazzatura in poesia, perché è così poco frequente? Ecco perché dunque, la capra non la richiedeva un maggiorente, la richiedeva il vicino di stazio, obbedì, dai la capra. Se in Sardegna, cioè, no, lasciamo perdere, in Sardegna non succedeva. Se nella Gallura, anche a partire dal 600 fino ad arrivare ai miei tempi, si faceva un sopruso, vi faccio semplicemente un esempio. Ad Agios c'era uno che chiamavano Luzitta, perché aveva negli occhi una luce che quando chiedeva una cosa bisognava farla. A Gese, forse per degli rispetti non dico il cognome, però se capitate ad Agios c'è una casa sua
che ha tanto di nome suo e che da finire giustamente agli rivi. Questo qui, non per una capra, ma quello che ha preso in giro il marchese di Villa Marina. Ha detto: io dalla Corsica ti sto portando gente che ti vuole ammazzare, ecco, e io invece tradisco quella gente se tu mi fai un lasciapassare che mi togli qualsiasi cosa io abbia fatto. Questa era la Gallura d'allora. La Barbagia, che tanto si dice adesso che sia, era niente come Ferruccio. E io questo lo avevo capito subito, perché la Ferruccia dello Stazio gallurese era una cosa quasi familiare, ma certi maggiorenti che hanno fatto scomparire il muto di Gallura dicendo che l'aveva preso il diavolo, ma credetemi, guarda, io lì ci ho scritto, lo posso raccontare un pezzo? C'ho scritto metà, no, un pezzo del libro Banditi di Gallura, un libro fortunatissimo, come nascono i figli certe volte fortunati. Quello è venuto a coppia, che l'hanno stampato 7 volte. Beh, in questa cosa lì io prendo a cuore chi era il muto di Gallura. Il muto di Gallura era uno che era muto, che era voglio dire, una persona un pochino limitata, giustamente, no? Intelligente, non era neppure un bravo sparatore, ecco. E allora, però, è andato nelle grinfie dei maggiorenti di Agius, gli dicevano ammazzatare, ammazzatare, ammazzatare. Ecco, chi ha ucciso il muto? Ecco, il muto, chi ne ha scritto prima molto di me, ecco, non ha avuto il coraggio di dire la verità. Io sono andato a cercare a Bortigianas, dove mi avevano indirizzato che aveva ucciso il muto, e uno mi ha detto: l'ha ammazzato Giovanni Cumanno, così e così e così, l'ha fatta ammazzare. A un certo punto ho detto: io questa cosa, siccome era documentata, l'ho scritta nel libro. Un giorno mi viene a trovare un mio amico e mi dice: oh frate, sta chiamando Cosumanno, questo uomo, ai mamma mia, un eredissimo, adesso lo dico. Sono andato lì che mi tremavano le gambe. Ah, ci ha chiesto un appuntamento? Un appuntamento, si chiama Cicchino della Posta, che era un uomo che lavorava nella Posta, era vecchio. Sono arrivato lì con un amico armato, spero? No, disarmatissimo, armato voglio dire, di coraggio, e ho detto, lui mi ha detto: posati. Mi sono seduto. Maria, arreca il moscatello. Maria, porta il moscato. Pino il moscatello. Buono. Cosa dovete dire? Ti sei sbagliato dicendo che me nanno mio, a mentatinni che Giovanni Antoni Scano, detto Manno, era me nanno mio. Hai mandato uno per ammazzare un muto, non è vero? Vedete che io voglio i documenti, no, non è che c'erano documenti. Cala molto lo muto e me nanno mio. Io proprio. Lo posso dire perché l'ho scritto. Ecco, a un certo punto dice: tu dici che hai, no, per quelli che, per i pochi che non parlano, ecco, per i pochi, tu scrivi che mio nonno aveva mandato il tale per uccidere lui durante una cosa, un tiro alla non al piattello, ma al tiro con al piccione, no, proprio insomma, sì. Non è vero mica, quello che ha ucciso io, mamma mia, io mi sono spaventato. Quello che ha ucciso mio nonno è quello che ha ucciso il muto, è mio nonno proprio. E dice alla figlia Maria: Maria, vai da compare Pietrino e porta la pistola del muto, che tu dici, no, la pistola di mio nonno, che tu dici di aver visto. Io non l'avevo vista e l'avevo voglio dire, presa la notizia da uno che era molto
era molto dentro la cosa, no? Oh mamma mia. Allora, quello va da questo signore e porta la pistola che aveva ucciso del nonno, che ha ucciso il muto, con la fodera, che io avevo detto, meno male, che mi aveva informato, era veritiero, che c'era la scalfittura della palla nella custodia. Prima ho detto, figurami, lo vedi, questa tu hai detto bene, bravo, però questo l'ha fatto mio nonno. Era una rivendicazione di orgoglio assassino. Cosa ho fatto io allora, secondo voi? L'ho abbracciato, non perché lui era stato sincero, perché io avevo paura. Però ti ripeto la domanda, perché di tutta questa... È molto bello quello che hai detto della ferocia privata, della ferocia quasi familiare di questo microambiente. Però poi quando ci si mette a scrivere poesia, cioè tu racconti tutto questo nel libro Newton Compton, che fa 7 edizioni e che racconta dei banditi sardi. Poi però quando il poeta sardo si mette a scrivere poesia e lo fa nella sua lingua, è come se questa... è una cosa che mi chiedo spesso e che ti chiedo, è come se questa nostra lingua così materna, così con cui siamo cresciuti, è come se la dolcezza del ricordo e di questa maternità della lingua ci portasse poi a scrivere, o vi portasse voi poeti in sardo, a scrivere più di dolcezza che di ferocia, più di ricordi positivi che degli assassini, della cattiveria o dei mali della nostra terra. Mi ha toccato veramente. Non è un'accusa, però no, ti chiedo no. se c'hai... Mi ha toccato veramente. Io quando scrivo i libri per le Newton dico le cose come così, con distacco. Loro mi pagano e io scrivo. Non dico balle, no, mai, però dico le cose. Però da buon poeta, voglio dire, da poeta, io vado a trapanare certe situazioni. Ecco, guarda, adesso faccio ho fatto una citazione su di te. Non l'avevo né concordata con Brigaglia, che potevo farti anche dirti una cosa senza Brigaglia. Mi è venuta in mente quando ho letto l'ultimo tuo libro. La poesia cosa è? Cosa serve la poesia? Se tu racconti come io racconto per la Newton tutto quello che succede, mamma mia, c'è da impazzire. Ecco, la poesia per conto mio è qualcosa che entra, come diceva Franco lui, il maestro, che utilizza la musicalità, che entra dentro i meandri della realtà, che la trasforma. Eravamo su una casa che viaggiava sui Navigli. Non ricordo che fosse Ucci. Ecco, allora la poesia è qualcosa che cerca di uscire da quello che sono le regole, anche a rischio di essere contraria. Ecco, in un passo dell'ultimo libro bellissimo di Suriga, no? Nuragh e Bici, a un certo punto c'è una donna, all'inizio, una donna, l'ho letto tutto, non soltanto all'inizio, che a un certo punto questa donna tu la trovavi con un profumo che fosse reduce da una doccia o che fosse dopo una giornataccia in cui non aveva potuto manco avere il tempo di mettere il muso fuori dalla porta, che magari era stata costretta a lavorare più di tanto, che doveva, insomma, aveva sempre questo buon profumo. Io quando ho letto questo, e guarda che non l'ho letto, e voglio dire, per venire qua, l'ho letto molto prima, cavolo, manco sapevo che dovevo venire. Ecco, la poesia è questa cosa, non è che il buon profumo di questi acidi d'uva sono stati programmati, perché in un momento in cui il pergolato non può nascere in agosto, no, non è vero, ecco, questo è il miracolo. Ecco, la poesia non è che se uno a un certo punto fa una cosa deve risultare questo, no, la poesia
è un pochino anche come l'idraulico. Se il coso funziona, ecco, perché si è rotto? Si è rotto perché si è rotto. E allora io chiamo l'idraulico. Cos'è un poeta l'idraulico? No, è la poesia che si sofferma su queste cose. Accidenti, cioè su queste piccole cose che poi trasformano il nostro vivere, sono due binari cioè paralleli. Su uno viaggia la realtà e su uno la poesia, e la poesia in qualche modo cerca di arrangiare la realtà che sempre non è così vera. Un figlio cattivo, cos'è? Un delinquente? Vediamo un po' cos'è un figlio cattivo, entriamo dentro il suo percorso e dentro il mio e ci accorgiamo, questo può essere poesia, può essere poesia. Ora, questo fatto della pagina di Surica mi ha scosso, perché non tutto ciò che viene tracciato, ecco, soprattutto ai figli, ecco, deve essere spiegato, e dire che un problema non si risolve soltanto con una risposta. Ricordate, Marcantonio ha speso tanto, poi è andato via. No, bisogna vedere, ci sono altre soluzioni nei problemi. Così è la poesia. E così ho finito, sono logorroico io. Ecco, e così è questa funzione meravigliosa che quando si leggono certi poeti alti, no? Tu ti accorgi che nessuna cosa al mondo può essere del tutto brutta e del tutto bella. E questo vale anche per la... Mi sembrava molto bella questa idea che la poesia sia un po' come riparare un rubinetto che perde, come se la poesia potesse riparare una realtà che non ci piace, o che forse... Quindi torna questa idea anche della consolazione, del verso che forse ci ripara un po' dentro, un po' l'anima, e che forse è il motivo per cui si vanno a sentire i poeti, si vanno a sentire i scantatas, no? Non c'è niente di più, tutto sommato, se ci pensiamo anche, la società che produceva le gare di poesia, cioè scantatas in piazza, era una realtà spesso molto concreta, anche non sempre ricca, diciamo, ecco, per non dire povera, e ciò nonostante si pagavano i poeti perché li si andava ad ascoltare, perché si va ad ascoltare i poeti, per questo bisogno di riparazione che può essere appunto come si paga l'idraulico. Poi c'è una poeticità secondo me anche nell'idraulico, così come nel meccanico e nel medico, che sono tutti quelli che riparano le cose che non funzionano più, no? E c'è una poeticità nel riparare le cose, anche se non va molto di moda. Vuoi leggere una poesia? Perché tu stai parlando molto leggendo poco, e invece... Proprio non rispondo a questa cosa che non è. Sì. Basta che non mi citi, poi rispondi. Prima la dico. Ma è una mia proposta, scegli. Sì, e poi la traduco. Uomo di tarli chiusi. In carro usanda a faccamano, quando la luce acconcia la cara della terra mosciata, endrento a un orizzonte sdenticato. S'andava a 3D, a occhi amari, intendendo i vento, usa il mastro e la marina che ci sia via, agli aerocolori della Chessa e dell'Ugasta. In capanna di Frasca, a cultalea lo pescio s'abbrustiate illa brusta, di Nibbaro, da chiene allo stragno, vinicolo a cartacci, dinanzi al ciaggio, l'alche di travucci. Poi bimarini in buru, eranieli, in balia del vento, unica voce era Rena Maiori, di lietti crediane, la iana di un fardo. E così io, uomo di tarre chiuse, tradisi di me monti colomare, ancora creatura, alla terra mosciata, in Trento, a un orizzonte sdenticato. Certamente non è facile per adesso per la traduco in italiano. Si andava con il farro, questo io sono un uomo di terre chiuse, perché sono nato lì a Logosanto, che era comune di Tempio, proprio al centro della Gallura, lontano un po' dal mare, cioè 26 km, quindi no? Uomo di terre chiuse. Si andava con il carro dentro l'alba, quando la luce, il volto di Teneriva, della terra incominciata, in mezzo a un orizzonte alto e sdentato.
si andava per 3 giorni verso il mare, dentro il vento salmastro, e quando a un tratto ci veniva incontro, era color lentischio e olivastro. In capanne di frasca sulla riva arrostivamo il pesce che si offriva su foglie di aspodelo all'improvvisa ricomparsa dell'ospite. Gabbiani in cielo come vele, unica voce era Rena Maiore, che gli anziani credevano alla porta dell'inferno. E tradì così, uomo di terre chiuse, i miei monti col mare, ancora bimbo, e la terra imbronciata in mezzo all'orizzonte, alto e sdentato. Questo fu... Questo di Rena Maiori, no, che c'è ancora, no? Durante le tempeste di maestrale ci sono questi rembombi che si sentivano da Izzara, il mio stazio, che c'erano 26 km, dicevo brum, 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 e mio nonno mi diceva, ora, questo è una delle 5 bucchi di Lunfarro, di Gallura, una a Santa Maria di Coghinas, una qua, una lì, ecco. Quindi queste pietre... 5 bocche dell'inferno, in Gallura. Tutte in Gallura. Tutte in Gallura. Era una visione gallurocentrica dell'universo, diciamo. Anche gallurocentrica. A un certo punto, però, quando queste pietre, che sono tutte tonde là, rare in Gallura, perché, voglio dire, sì, queste forse sono state arrotondate al mare, c'è un riflusso del mare proprio lì anche sulla costa, no? E si sono arrotondate. Allora c'era questa cosa, i cupi di Lunfarro, dicevano, cioè le botti dell'inferno, che quando noi abituati contadini a rasciacquare le botti, cosa si faceva? Si metteva l'acqua e poi si girava ancora, budum, budum, budum. Ecco, questo era questa cosa che ci faceva pensare, si sentiva molto, e mio nonno, che era abbastanza... poi vi racconto un pezzo di mio zio. No, parliamo di questa cosa un minuto, anche se forse un po' fuori contesto, però non riesco a non chiederti quanto vi ha colpito questo cambiamento dell'immaginario, come dire, hai sentito questa cosa di Amato che l'altro ieri ha detto c'è troppa Sardegna nella politica italiana, no? Per cui ci si è anche divisi tra è un'enorme cazzata oppure tutto sommato ha ragione, cioè lui voleva dire c'è troppo Portocervo nella politica italiana e ha detto c'è troppa Sardegna, però questa idea, al di là, adesso non entriamo nel fatto che avesse o meno ragioni, a me sembra evidente che non ne avesse, ma non fa niente, però questo fatto che la Gallura in particolare è nell'immaginario italiano un luogo dove le spiagge hanno nomi inglesi e tutti si sta con l'infradito di Gucci a bordo piscina con vista mare, e questa Gallura che racconti, che sono scomode le infradito, sì. Questa Gallura che racconti tu, in cui il rumore del mare è la porta dell'inferno, sembrano passati 3 secoli e invece neanche una generazione, voglio dire, da Tempio, poi da lì su dove siete voi, no? Nobili e alteri lassù, cioè quanto, non so come dire, quanto stupore, quanto è stato potente questo cambiamento, e forse non è stato raccontato abbastanza bene da noi sardi, no? Ecco, io l'ho raccontato, è abbastanza, cioè, è con una mia possibilità di ironia. Ci sono due fette, quella di quelli che non capiscono niente e quelli che capiscono troppo. Allora, la magia della Gallura è la magia della Sardegna. È davvero una terra magica la Sardegna, ma perché deve essere la Gallura, voglio dire, più magica? Perché a un certo punto noi siamo stati, voglio dire, non invasi, siamo stati raggiunti da gente che veniva da lontano. Eccoci, nell'arco costa che da Olbia arriva anche all'Alghero, no? Ecco, e in mezzo lì, mentre tutta la costa era un pochino, voglio dire, umanizzata, un pochino culturalizzata, no? Al centro è rimasta, ma anche adesso, credetemi,
io ho una casa di campagna che adesso dobbiamo riattare perché c'è il tetto che crolla. Sapete qual è mio fratello, che è direttore di banca a Roma, la sua paura? Ho paura che crolli il tetto sulla memoria di papà e di mamma. Adesso ditemi un po', io penso che questa cosa sia anche bella, ma santo Dio, ecco, questa magia della terra che a un certo punto deve restare per forza tale. Uno che intorno a noi ha comprato tutta mezza gallura per farsi una grande vigna di moscato, che manco sanno cosa è, scusatemi se lo dico, ecco, vuol dire che sta entrando in questa mentalità. Certamente io la mia parte di stazio questo non glielo do, ma non ne faccio manco una cosa, non ne faccio un museo. Io la Madonna d'Izzana, che è nel nostro stazio del 500, una chiesetta? Sì, era la chiesetta del villaggio di Tizzana, che adesso è il mio stazio, che cita anche i Casalis, capito? Dice, a chilometri tanto, a miglia tanto da lì a lì. E a un certo punto questa nostra realtà di adesso ha altri modi di essere sviluppata. Santo Dio, quando ho detto metà non capisce niente, metà capiscono troppo. Quelli capiscono troppo, quelli che vorrebbero fare degli stati una nuova reinvenzione, cancellare il nome di Izzana, per esempio. No, ma che senso ha cancellare il nome che c'era? Perché Izzana non so manco cosa voglia dire, però ci avrà un nome. Ma se io dico Sant'Andrea, lo stato di Sant'Andrea, vuol dire Sant'Andrea. Ecco. Allora c'è questa resistenza, guarda, c'è da ridere, c'è questa resistenza fra poi dicono il resto della Sardegna, il resto della Sardegna è più civile della Gallura in un certo senso. Noi abbiamo questa gentilezza che è un valore, ecco, me lo riconosco anch'io, sono davvero gentile, ecco. Se voi no, anche a Uta sono gentili, cioè. No, appunto, anche a Uta sono gentili, bravo. Allora anche a Seneca, per dire, cosa vendo io? Questa mattina sono stati così gentili che altro che Gallura. Mi hanno sopportato che sono arrivato troppo presto, li ho svegliati, me ne sono stato in giro lì. Questa nostra carta della gentilezza, del buon ricevere la gente, che è bello, è un valore, ma lo troviamo dappertutto. E in Sardegna. In Sardegna, in Sardegna e in certi posti della Sardegna dove non c'è, credetemi che hanno ragione, perché noi in fondo in Gallura siamo un pochino fortunati. Perché? Lo dico subito, perché gli stazi dove mio padre raccoglieva questa belluva, ecco, li hanno venduti. Ecco, e allora sono fortunati quelli che sono entrati adesso, i figli di quelli che l'hanno comprata. Vi pare bello questo? Ecco, io perché adesso devo spendere soldi che manco meno male che ce l'ha mio fratello, ma poi ve li richiederà, per mettere in piedi una casa, giustamente, alla quale sono legato, dove io ho passato buona parte della mia vita. È così. Non ho capito se tuo fratello vuole ristrutturarla per venderla o se... È questa la mia... È paura di questo in realtà. Non per venderla, perché siccome per affittarla. Mio fratello ha una figlia che è sposata con uno di quegli attori, perché quegli attori? Mio nipote è attore, no? Si chiama Fresi, anche lui. Perché ridi? Non capisco. No, insomma, sono fattori, insomma. Ma è un attore vero? Ha fatto un romanzo criminale, quello enorme, grosso, insomma, che chiamavano il secco, no? Allora è figlio di mio fratello. Ma dico, è mio figlioccio, gli vorrò bene o no? Ecco, allora, però, quando sono venuti, l'altra sorella invece ha sposato un parente.
E a un certo punto ho detto, accidenti, che bello lo spazio per un agriturismo. Ho detto a mio fratello, Pietro, siamo 5 figli, lo stazio ha 5 stanze, la cantina è di tutti e la terra è divisa. Nella mia casa non c'entrerà nessuno che faccia, santo Dio, non è che io ho niente contro l'agriturismo, però se io me ne voglio scendere con mia moglie, che siamo già un pochino vecchietti, diciamoci la verità, e chiudere la porta, che uno dice mi dai la frittura di pesce, nel centro della Gallura la frittura di pesce, e chiedimi la zuppa guata, che poi la zuppa guata non la sa fare più nessuno, manco mia moglie che l'ha preso da mamma. A scalare. Cos'è la zuppa? Immagino ci sia di mezzo una pecora bollita. O questo spero. No, la zuppa guata è questa cosa. C'è uno strato piccolissimo di olio nella padella, l'ho scritto in un libro, nella padella. Poi sopra di questo c'è una cosa di pane, di fette di pane duro. Poi sopra di questo ci sono fette di penetta, proprio di formaggio, no? E poi ancora questo qui a strati e poi tutto bagnato da sugo di pomodoro. Ecco. È un modo per riciclare il pane, immagino, come... No, si vede, quando lo fa mia moglie per riciclare il pane, io dico, oddio mai, questa è zuppa di cani, perché no, è una tentazione. Il pane deve essere fresco. No, secco. Non fresco, secco che sopporti di essere tagliato Da noi c'era le mie sorelle che si sono sposate, io dico, sul dibattito alimentare culinario potremmo... Sì. Possiamo farti altre 2 domande poetiche? C'era no, non vorrei interrompere. Io ti voglio raccontare un pezzo dopo alla fine della vecchia Gallura che sopravvive anche adesso. Raccontala adesso, Ok, no, la domanda era questa. A un certo punto tu rinunci a partecipare ai premi letterari. Sì. Ecco, perché? Perché lo fai? Quando succede e perché lo fai? Ecco, era la mia unica, voglio dire, fonte di discordia con Giulio Cussu. Giulio Cussu, che era un grande poeta, che era un grande poeta tempiese, no? Sempre, ha scritto sempre in gallurese perché seguiva Don Baigno. Don Baigno era del Settecento un grande poeta davvero, grande donaiolo, è stato qui a Cagliari, lo chiamavano come si chiama la zona di Cagliari? Il formaccino, una cosa del genere, lo chiamavano Stampacino, lo chiamano Stampacino. Quando è arrivato a Tempio l'hanno portato di fronte a tutti e hanno detto vi presentiamo a Stampacino, tremendo. Ma lui era un sacerdote? Sacerdote di alta cultura. Donaiolo fino all'avere delle amanti, però a cercare il godimento a Stampaccio. Luogo di perdizione? No, trovava le donne alate, no? Ok. Le passeggiatrici, insomma. Ma questo scriveva versi? Caspita, ha scritto i versi che ha raccolto Giulio Cussu. Giulio Cussu è stato meraviglioso, mi ha chiamato e mi ha detto questi sono quelli che ci ha lasciato lui, ecco, manoscritti, vedi cosa secondo te sono da salvare, dire che non sono suoi. Io ho detto sono tutti suoi, professore. No! Ma c'era un problema che erano sconci? Erano sconci, certi erano sconci, siccome lui era una bella penna, anche perché era coltissimo, insomma, lo chiamavano il Catulo Gallurese, l'uomo, aveva scelto di scrivere in gallurese e ha fatto quest'opera che poi ha pubblicato Fuzzi, Il canzoniere di Giulio Cussu, morto quando tu sei arrivato, no? Lui era morto da poco, altrimenti avremmo. Adesso la sua casa, che è una specie di vittoriale, l'ha lasciata al comune. Il comune fino adesso
non si è mosso molto, adesso cercherò anche io di farlo tutto. Torniamo ai premi. Ecco, a un certo punto no, rinuncio a partecipare. No, giusto, aspetta. L'unica cosa che era, diceva il professore, basta con le premi, abbiamo vinto tutti i premi della Sardegna, li abbiamo vinti, basta, lei non deve concorrere più. No, Franco, mi dispiace, devo concorrere, è una mia stanza. Se tu hai già vinto tutti i premi della Sardegna, e io li ho vinti davvero, tutti quelli dove, perché c'era stata questa ventata che adesso sta investendo altri poeti tempiesi, ecco, che quando uno vince tutti gli altri, ma bisogna vincere, bisogna che questo anche vinca, basta. Allora qui cosa serve? Bisogna, è quello che ho detto all'inizio, bisogna trasportare questo nostro materiale fuori. Io ho fatto un libro per come si chiama? Non il Venezuela, Paraguay. Ecco, ho fatto un libro lì perché c'è una mia cognata suora, siamo andati a trovarla, io mi sono fregiato di essere cognato di Gesù Cristo, scusate, mia cognata ne ha due, mia moglie ha due, una che si sono immolate, vabbè, Secondo me stai entrando in un terreno minato, io non sono un teologo, però per l'amor di Dio, no, sfiori la blasfemia. Siamo andati lì e io ho trovato un poeta, Casartelli, mezzo italiano, che mi ha parlato di questi poeti che non erano stati mai tradotti in italiano. Io li ho conosciuti, i viventi, gli altri no, ecco, naturalmente, nonostante la suora. L'altra suora, tutto ci faceva, è strano anche come le suore possono passare attraverso certi posti vietati con 2 metri di uomo con il fucile di 2,10 m e dire Madresita, sì, va bene. Allora sono andato lì perché volevo prendere il gusto di capire le poesie dei poeti guarani, che sono come i poeti nostri sardi, come questi galluresi. Anzi, i poeti sardi hanno una lingua, ma i poeti guarani non hanno una lingua ormai, e avevano una lingua e sono delle minoranze, no? Ho fatto un libro che ti lascio poi. Hai curato un libro di traduzione, cioè hai tradotto questi poeti? Insieme con Casartelli, no? Ecco, io ci ho fatto la traduzione italiana con tanto di vocabolario, perché lo spagnolo di là non è che si capisce subito, ma ha aiutato da Casartelli e quindi voglio dire, è venuta una valanga di consensi da loro, perché non si erano mai visti così. Allora, per tornare ai premi, i premi, lasciamo perdere i premi adesso nostri. Questi premi a cosa servono? Servono a far vedere che uno emerge e diventa un poeta importante. Ma noi abbiamo bisogno di essere tutti poeti perché lo siamo. Ecco, e lo siamo in tutte le manifestazioni che qui, santo Dio, non è una colita di poeti, gente che gli piace la poesia, mica tutti devono scrivere. Quindi i premi di poesia, per conto mio, non dico come le province, però vuol dire, lasciamo perdere. Okay. Ecco, sono da vedere. C'è il rischio della promozione della vanità di qualunque autore, questo è il rischio, dici? Il rischio. Il giorno che c'eri tu, c'era uno che rompeva. Ma c'ero io dove? A tempo. Ok. Ecco, che quando io ho detto a un certo punto mi sono incavolato, ho detto ti chiedo scusa, devo andare via perché c'avevo mia moglie che non sta bene, e tu hai detto viva la libertà. Te lo ricordi questo? No, però è possibile che l'abbia detto. E quindi queste cose così basta, eccoci, noi non abbiamo più bisogno di premi, noi siamo premiati, noi siamo davvero una grande cultura la Sardegna, credetemi che quando si va in giro per il mondo, anche per l'Italia, ma guarda, certi non sanno manco il sardo di qualunque parte sia, sa parlare in italiano, se lo vuole, ecco. Se lo studia. Non tutti gli italiani, ma anche se non lo studi, anche certi pastori parlano italiano bello. Io ho un cognato, mia moglie ha
9 sorelle. E Due suore, questo è un maschio che è scappato per non diventare, lui mi ha detto, era con lui adesso, per non diventare anche lui femmina. E sono tutti laureati e dottori e lui invece è un piccolo imprenditore di Genova. Lui ha capito più di tutti loro cosa vuol dire essere imprenditori, cosa vuol dire cominciare dall'essere moratori, e questa è la nostra cosa. Noi però siamo già oltre questo, noi siamo già pronti per una nostra, guarda quante volte io ti ringrazio perché mi hai invitato, quante volte vorrei dire queste cose di fronte a tutta la Sardegna. La Sardegna è un miracolo. Adesso non fanno parlare i reti unificati i poeti, di solito parlano i politici. Senti, ce l'hai il regalo di fine incontro? Così chiediamo. Perché Franco stamattina è arrivato veramente all'alba, si è venuto in macchina immagino. Ci mancherebbe altro. In treno sarebbe stata lunga. È arrivato, ha attraversato la Sardegna dalla Gallura fino al Montiferru, che è un viaggio diciamo epico, altro che il Guarani e il Paraguay, un viaggio bellissimo. E l'ho fatto anche la settimana scorsa, sono andato da Senega a Berchida, meraviglia. Berchida è un miracolo. Vuoi dire qualcosa su Berchida? Possiamo parlare di tutti i paesi della Gallura uno a uno. Tu ne hai parlato già tanto e hai parlato così bene, guarda. Vabbè, allora stavo dicendo che stamattina Franco è arrivato molto presto e ha girato, era troppo presto perché qualcuno lo accogliesse, visto che noi abbiamo fatto tardi, quindi ha girato per il paese ed è stato colto dallo spirito seneghese del Capodanno. Sono riuscito a svegliare Mario, che erano le 9, e mamma mia. Alle 9 è stato svegliato, ma a quel punto Franco aveva già prodotto. Allora, la poesia si chiama Seneghe. Sì. Prima la leggo naturalmente in gallurese. Si lumicilchi lo camino ancora e la luce resta della mane, solo occhi groghi dei ricchi d'India guidati, e la cupola di Santa Maria un di lumbuto all'orieso si scaglia l'uccelli in mille luci, e la poesia chici a essersi filmata in volo a calarsi come l'eula dabba in circa di una sposta. Vi dico subito che sposta da noi vuol dire un posto privilegiato dove puoi arrivare, stare, dormire e stare anche se non è tuo. Vuol dire che deve essere di un amico, di cosa? La sposta. Dice tu andi a cosa? Hai una sposta. Allora, in italiano, se ricerchi le strade anche nella noce immatura del mattino, sono gli occhi gialli dei fichi d'India a guidarti. Il cupolone di Santa Maria, dove un imbuto rovesciato cola e scioglie il cielo in mille luci. E la poesia qui ad essersi fermata in volo per posarsi come una nuvola di api brade in cerca di un rifugio. Grazie a Franco Presi, grazie davvero. Tornerai a leggerci le poesie storiche di Don Peste, che a questo punto ci ha incuriosito. Grazie a Franco Presi.